oggi protestate qui davanti alla prefettura, in particolare per la carenza del personale. Avete denunciato che la situazione al carcere è particolarmente critica. Allora, io per rispondere alla sua domanda le voglio leggere un messaggio che mi è appena arrivato da un collega di 58 anni, prossimo alla pensione, padre di una ragazza con disabilità. Buongiorno a tutti, mi dispiace tantissimo per non essere presente alla manifestazione di oggi, in quanto sono in servizio. Anche ieri sera, come ormai da un po' di tempo, tanti di noi non abbiamo avuto la possibilità di usufruire della mensa di servizio per le molteplici criticità. Spero tanto che oggi ci sia uno spiraglio con questa manifestazione, altrimenti saremo costretti ad alzare la bandiera bianca. Cosa vuole che io aggiunga rispetto a questo messaggio? Noi tempo fa, esattamente nel mese di luglio, avevamo denunciato una situazione disastrosa. Il 29 di agosto, abbiamo dato conferma nel nostro sit-in. Giorno 19, l'altro ieri, 19 di settembre, siamo stati convocati dal provveditore regionale, dottor Maurizio Veneziano, fra l'altro da poco insediatosi in regione. Abbiamo registrato la sua massima collaborazione, la sua massima stima e vicinanza. Ci ha promesso che non lascerà Agrigento, come gli altri istituti, in balia di se stessi. Noi però dobbiamo fare la nostra parte ed oggi siamo qua per recriminare almeno 30 unità di polizia penitenziaria in missione ad Agrigento per garantire sicurezza al corpo docente che adesso inizia a venire alla Petrusa per fare le lezioni ai detenuti, agli operatori sanitari, sapete benissimo, medici, infermieri aggrediti all'ordine del giorno, garantire e ripristinare l'ordine e la sicurezza all'interno del reparto, garantire le videoconferenze e poi evitare, se possibile, di avere, o meglio, chiediamo risorse e mezzi per contrastare il fenomeno dei droni. Voi sapete benissimo il fenomeno dei droni cosa comporta. Oltre a portare telefonini e sostanza stupefacente, purtroppo potrebbe portare altro. Lascio a voi lo spazio di immaginare che cosa. Ci tengo a precisare che una compagine così folta è grazie ai pensionati che sono presenti e ai miei colleghi che sono sbondanti dal turno notturno. Grazie. Ecco, anche voi protestate oggi in supporto dei colleghi della Polizia Penitenziaria? Anche oggi noi operatori sanitari protestiamo grazie all'invito del sindacato SAPPE, dell'invito che ci ha fatto, perché gli operatori sanitari chiedono una maggiore sicurezza all'interno del carcere. L'azienda sanitaria provinciale si sta adoperando a mandare personale, infatti abbiamo in missione nuovi colleghi infermieri a partire dal 1° ottobre. Però quello che chiediamo a noi è una sicurezza, perché io ricevo giornalmente, in maniera quotidiana, dei miei colleghi telefonate per quanto riguarda sia le aggressioni verbali che per quanto riguarda l'aggressione fisica. Quindi noi possiamo garantire sicurezza sull'ambiente sanitario, però chiediamo e pretendiamo che riceviamo sicurezza sia fisica, che noi non possiamo più andare avanti andando al lavoro non sapendo se poter ritornare, perché molti colleghi vengono aggrediti. Quindi chiediamo agli organi preposti, degli organi della sicurezza, che ci garantiscono la sicurezza sul posto di lavoro.